Si complica la situazione per i 14 uffici postali trevigiani di cui Poste ha annunciato la chiusura per il 7 settembre. Il TAR del Veneto, a cui i sindaci avevano presentato ricorso, si è dichiarato incompetente trattandosi di una decisione dell'Agcom, rinviando la querelle ai giudici del Tribunale amministrativo del Lazio, che rischiano però di esprimersi dopo la scadenza. In provincia, nella sede dell'Associazione dei Comuni della Marca, immediato incontro dei primi cittadini interessati. Siamo riuniti adesso per valutare cosa sta da fare. Tutto qua. Adesso vedremo come si pronuncia il TAR del Lazio a fronte di una delibera dell'Agcom. Ecco il perché il ricorso al TAR del Lazio, perché è una delibera che non coinvolge direttamente ed esclusivamente i comuni del Trevigiano, ma in effetti è una delibera a livello nazionale. Gli uffici postali non sono banche, ma sportelli che erogano un servizio di pubblica utilità, ha rincarato Pavan, che ha puntato il dito contro l'indifferenza dimostrata da Poste verso i sindaci. Malgrado l'ufficio di Scomigo sia stato graziato, intanto il sindaco di Conegliano continua a capeggiare la protesta. C'è questo atteggiamento un po', non saprei neanche io come definirlo, ma di rinvio a qualcun altro nella decisione. La sostanza delle cose è che la mia impressione, l'ho già detto dall'inizio, si sia un po' tirato così a sorte su chi poteva capitare. Io credo che sia un dovere nei confronti delle nostre comunità quello di cercare di percorrere tutte le strade per fare in modo che la risposta sia organica. Io penso che però queste cose sarebbe bene risolverle non nelle aule del Tribunale, ma sarebbe molto più logico che fossero risolte con il buon senso che evidentemente va applicato anche in questo tipo di provvedimenti. Alla fine dell'incontro la decisione è stata quella di procedere, sarà inoltrata anche al TAR laziale la richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura, il pronunciamento dovrebbe arrivare in settimana.